Un intenso lavoro al servizio delle comunità e della missione interdiocesana. È contento Don Claudio Arata dopo i primi 9 mesi a Cuba come sacerdote Fidei Donum. Lo ha raccontato nelle scorse settimane durante la breve sosta estiva in Italia. Pochi giorni fa ha fatto rientro nella diocesi di Santa Clara, consapevole, ha detto, di aver ricevuto molto. Ricevuto credo proprio in termini di ospitalità, di accoglienza, di apertura, di solidarietà e proprio anche dal punto di vista di volersi bene, di affetto. Il giovane sacerdote, ora parroco a Manacas, guida le comunità nel loro cammino spirituale e segue i numerosi progetti aperti. C'è anche una novità. Di rimettere a posto le opere parrocchiali, nonché anche la casa del parroco della parrocchia proprio di Manacca, che in questo momento non ha opere parrocchiali, quindi un luogo dove i ragazzi, i bambini del catechismo si possono riunire e che non sia solo appunto l'edificio della chiesa. Il periodo di Don Arata a Chiavari ha coinciso con il ritorno di Lilianette, la ragazzina di Cascahal operata qualche anno fa alle corde vocali al Gaslini di Genova. Accompagnata da mamma Janet, ha fatto alcuni controlli di routine che per fortuna hanno avuto un buon esito. Abbiamo dato loro questa opportunità anche perché era responsabilità da parte nostra non fermarsi alla prima intuizione, che è stata quella di Don Paolo Bacigalupo, che allora era parroco a Manacas e Cascal, e ha cominciato lui le pratiche insieme al dottor Dini per poterle fare venire in Italia. Bueno, agradezco muchísimo a la Croce Rosa de Cogorno. Ringrazio molto la Croce Rossa di Cogorno, i sacerdoti e tutti coloro che in una forma o nell'altra ci hanno aiutate. A tutti los que de una forma u otra han estado junto a nosotros. Lilianette è tornata a casa pronta a riprendere in mano la sua vita. Per lei, infatti, si apre una pagina nuova. Io inizio l'università a settembre in Santa Clara e vado a fare ingegneria informatica.